ragazzi, benvenuti sul canale di Haunted Echoes. Oggi siamo in un posto speciale per me per due motivi. Punto primo, che volevo venirci da tanto tempo, un posto molto lontano, quindi non raggiungibile, e quindi molto più contento ancora di essere qui in compagnia di Carla, di Luci e Ombre, le Stelle di Valli, Jonathan, che gentilmente mi hanno concesso di essere qui. Speciale in secondo luogo perché è una delle quelle ville in cui c'è una leggenda che purtroppo io non credo alle leggende e credo proprio sia falsa, perché comunque non c'è reminiscenza storica in quanto riguarda questa leggenda, che vedrebbe una famiglia in cui c'è il marito che è andato in guerra, non è più tornato, la moglie è impazzita ha una figlia e ha sotterrato il corpo della figlia nel giardino. Beh, diciamo che ci sono tante leggende. Sì, questa è ci una... sono tante versioni, ragazzi. Sì, questa è una delle versioni e io non ci credo alle leggende, come sapete. Io vengo qua per verificare cosa c'è nella villa, lasciando perdere la leggenda, che, ripeto, non c'è fondo di verità su questa leggenda. Quindi partiamo da questo presupposto. Ragazzi, siamo a pericolo 81. Qui faremo un'indagine paranormale, vedremo cosa accadrà, se accadrà. Alcuni team comunque hanno avuto qualche risultato, qualche riscontro, vedremo cosa capiterà a noi. Siamo qui in buona compagnia e ricordatevi di mettere mi piace, condividere, iscrivervi al canale e mettete hype, nuova funzione importantissima su YouTube. E noi ci vediamo nel corso dell'indagine. Ciao. Scusa, iscrivetevi anche a Luci e Ombre. Certo. E iscrivetevi al canale delle Stelle di Valli. Esatto. Bene. Seguitele che merita. Io qui sentire un sacco di rumori. Vabbè, qua sì, è pieno. Allora, noi qua, precisamente qui, come andavamo lì, 4 volte dovevamo uscire, è una cosa allucinante. Allora, Tosato, a te l'onore. Prego. Entrerò. Beh sì, amore. Entreremo, ragazzi, a pericolo 81. È il primo step. Allora, ragazzi, eccoci qua. Vediamo questa entrata con questa luce ormai non più così luminescente. Eccoci qua, ragazzi. Mamma mia. Permesso? Ho sentito qualcosa. Ho sentito. Permesso? Permesso? Possiamo entrare in questa casa, per favore? Se non siamo graditi e benvenuti, ce lo puoi far capire subito in qualche modo con un rumore? Questi che sentite, ragazzi, sotto sono dei fuochi d'artificio, ve lo dico subito. Allora, noi entriamo qui dentro sempre con il massimo rispetto. Io sono già venuta qui tante volte, l'ultima volta che sono venuta in questa casa sono venuta con altri miei amici, sempre con rispetto. Non eravamo molto graditi. Se anche questa volta la mia presenza o la presenza di qualcuno Hai appena parlato tu? Sì, okay. Se i miei amici qui presenti dà fastidio, ce lo fate capire per favore utilizzando lo strumento che ha in mano il mio amico Michele, lo Zoom. Potete farvi sentire anche con il microfono della videocamera. Valentina esattamente ha il K2 e Jonathan ha una termocamera, quindi potete palesarvi anche a lui. Io adesso tra un po' accenderò anche l'RF, quindi chiediamo la cortesia di rispettarci come noi rispettiamo voi. Possiamo fare un giro all'interno della vostra casa? Ragazzi, vi ricordate che l'altra volta, per esempio, questo mobiletto qui non c'era, io non so neanche da dove lo hanno tirato fuori. Perché dentro la villa non c'era. No, non c'è mai stato, quindi questi rumori di qua, ma potrebbe essere stato... Questo è Michele. Sì. Però io ho sentito i rumori di qua. C'è qualcuno qui?
Io ho sentito... Solo rispondere. Sì, l'ho sentito a orecchio nudo, sì. Femminile. Vero? Sì, sì, sì. L'ho sentito a orecchio nudo. Ok, se sei tu... Io ho i brividi adesso. Io ho sentito però di donna, Sì, sì, ma di donna, sì, sì. Femminile. Ti diamo fastidio se siamo qui dentro? Questo era fuori? Potrebbe. Hai sentito? Che cosa? Ho sentito un rumore. Forse ero io quello adesso che mi sono passato. No, era qualcosa che sbatteva. Tipo un sassolino o qualcosa. Forse. Però tu c'è molto più amplificato, dovresti sentire di più. Qua ragazzi c'era uno specchio enorme, io non so che caspita dove l'hanno portato, che cosa ci hanno Ma quando tu fatto. sei stato con Milvia e Mauro non c'era lo specchio? No, non c'era neanche tutta questa spazzatura, assolutamente no. Che c'è? Mi è sembrato di sentire qualcosa da sopra. Probabile. Allora, se vi diamo fastidio ce lo fate capire, noi rispettiamo la cosa e ce ne andiamo, però ce lo fate capire per favore? Ci fate rumore e siamo un attimo in silenzio? Possiamo salire sopra? Io ho appena sentito qualcosa da uomo. No, io non ho sentito niente adesso. Prima quel sì palese proprio di donna qua. Ah, qua c'è l'ascensore se vuoi vedere Michele. Ok. Allora faccio vedere ragazzi perché Michele non c'è mai stato. C'è appena stata un'altra voce. No, io non l'ho sentita. No, no, non eri tu. Oh, ecco qua l'ascensore. Comunque molto molto più devastato di prima. Sì, non che prima fosse in buono stato, No, assolutamente, però c'è molta più spazzatura. No, non è mai stato in buono stato. No, Cioè tu ci sei stata qua quando eri giovane? quando ero proprio una bimbetta in fasce. No, per dire, tanti anni fa era comunque così. Beh, io l'ultima volta che ci sono venuta era marzo-aprile. Io le primissime volte che ci sono venuta, qui a qualche immobile ancora c'era. Insomma, a parlare dell'anni della guerra punica, praticamente. Comunque c'era qualche ricametto per i soffitti, qualche piccolo affreschetto nell'entrata. No, trovi soltanto, sì, esatto. Sì, trovi qualche lì- decorazione, qualcosa. Qualche abbellimento del soffitto c'era. Tipo qua. Questa roba non c'è, io non so neanche questa roba da dove l'hanno tirata fuori. Questa roba non c'è mai stata qua. Cioè non esistono i mobili al periodo 81 da anni. Cioè perché sta roba? Non capisco il senso. Vabbè, cose di vernice ragazzi ci può stare Al perché ci sono dei vengono fogli. i deficienti. Questo è il pezzo di quello là, di quel pochissimo che è rimasto perché i Un pezzo di cretini. televisione. Però questo fa qualcosa c'è, se si vede qui, no? Sì, quelli, il pezzo questo qua. Questo è rimasto. C'era una carta da parati. Qua. Sì. Senti un po'.
C'è qualcuno? Io. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Le scale erano di marmo. Sono di marmo, non erano di marmo. Sì, sono di marmo. Cioè questa era a tutti gli effetti una bella casa all'epoca. Sì. Ma guarda come è qui. Eh sì. Tu immagina tutta quella carta da parati che c'è. Io ti dico la sensazione mia, io la sento molto 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 tranquillissima. Più scarica, vero? Brava, ecco, La mi hai sento detto il pure più nome, scarica. mi hai Io detto il dall'ultima- termine giusto. Io l'ultima volta che ci sono venuta ho visto e infatti ho detto a loro andiamo via. Io lo sento più fuori che dentro. Però la sento molto più scarica ormai. La sento scarica, infatti è sì. O hanno fatto qualche cosa, è una sorta di purificazione. Le altre volte ero appesantita e sentivo. Subito la senti. Esatto, sentivo qualcosa. Allora- In questo momento invece la sento proprio. Allora, io ti dico una cosa, l'altra volta, quando sono state fatte le bacchette, c'era un'entità che non poteva entrare dentro Ok, e ce l'ha detto da fuori. ok. E una invece che stava qua non poteva uscire, Ok. da quello che dicevano ovviamente. Quindi, allora, proviamo un attimino ragazzi a fare qualche domanda. Allora, innanzitutto ferme, grazie. E adesso faremo delle domande alle bacchette. Le mie bacchette rispondono con un sì incrociando in questo modo e con un no allargando in questo modo. Vedete che adesso l'ho forzato ovviamente da questo momento in poi, dal momento in cui cominceremo a fare le domande io resterò completamente ferma e immobile, saranno le bacchette, quindi le energie che mi risponderanno perché già stanno in azione. Adesso vi chiedo di rimanere ferme, grazie. Ok, allora, innanzitutto, prima di farvi le domande, lo dico alle energie che sono in questo momento in questa stanza, in queste pareti, vi ringrazio se mi risponderete. Volete che, anzi, possiamo farvi delle domande? Sì o no? Le bacchette non mi hanno mai risposto in modo così lento. Non c'hanno tanta energia, Esatto, esatto. ma se noi gli accendiamo una candela può essere d'aiuto? Una candela può essere d'aiuto? Sì. Posso accendere una candela per voi in questo punto? Sì. Ok, grazie. Io posso accendere un incenso sempre in questo punto? No. Chissà perché l'incenso ha detto di no. Posso accendere anche il palo santo? No. Ti dà fastidio il palo santo? Ve lo giuro non mi è mai successo che mi rispondano in modo così proprio. Questo cos'è? Che Sì. quindi dà fastidio il palo Sì. santo? A chi è che dà fastidio il palo santo? Non possiamo farlo. Allora, ci indichi per favore il punto dell'energia a cui che si trova in Che ci questa sta stanza? rispondendo, Esatto, rispondendo in questo momento. lo sapevo. Fuori. Guarda io come sto puntata, Sì. Beh, come abbiamo sentito prima, fuori. sto proprio puntata perché è da là. Ok, chiedigli se può entrare.
L'energia in questo momento può entrare qui dentro? No. Palese. Allora ragazzi, stesso identico riscontro che abbiamo avuto l'altra volta, c'è un'energia, quando abbiamo fatto il video con Milvi e Mauro, un'energia che non può entrare qua dentro in questa casa. Chiediamogli perché a sto punto. Dovremmo fare più domande per arrivare a un sì deciso. Qualcuno qui dentro non ti vuole? Allora, ripeto, rifaccio la domanda. Qualche altra entità che è qui dentro non ti vuole? Sì. Ok, c'è una dalla gola. Vabbè, innanzitutto non toccarci. Allora, ok, posso collegare attraverso le bacchette, non puoi collegare attraverso di me. Te lo nego. Ti proibisco di non farlo. Soprattutto non toccare nessuno di noi, perché nessuno di noi ti dà l'autorizzazione No, nel assolutamente. prendere l'energia, non ci devi proprio No, toccare. nessuno vuole questo. Non vogliamo. Ok, ho sentito dei rumori da là. Allora, io accendo la candela e accendo anche il palo santo. Mi metti dentro le bacchette perché per me questa sera hanno finito. Il terzo si spacca. Il terzo si spacca. Il terzo si spacca. Il terzo si spacca. Un'energia fuori che non può entrare, Una dentro che non può uscire. non si capisce da cosa è frenata, potrebbero essere egregore, Sicuro. non c'entra niente ragazzi, bambina, non bambina, No, quelle no, sono no, no, stupidaggini. Sono energie non intelligenti. No. Beh no, Sei sicuramente furbi. Furbi. Al massimo sono senzienti, sono senzienti. Diciamo così. Sono anche sono abbastanza furbi. Un po'. Sto cercando Ti di sta roba capire. qua? Sì, sto cercando di capire se è un Devo gioco di aspettare la luci. foto. Sì. Devi prendere. No, devi premere questo. Ah, ok. Scusa, ma reggi un secondo che accende il palo santo. Perché? Si è spento. Si è spento. Ho scattato la foto e si è spento. Ha preso energia Certo. E allora stava lì. dall'infrarosso. E allora palesemente. L'ho visto proprio. Ha scattato la foto e si è spento. Si sta riaccendendo. Sì. Faccio una cupola energetica, Vale. Faccio una cupola energetica. Sì, sì, sì. Allora, immaginate tutti quanti, dalla testa ai piedi, che si crea un cerchio luminoso in senso orario e che piano piano diventi tipo una sfera intorno a voi. Chiediamo alle nostre guide di proteggerci e di non farci toccare da energie negative che vogliono prendere l'energia da noi. Meglio?
Allora ragazzi, stiamo facendo dei giri di palo santo, Io sto facendo il... Sì. Non è un po' piazzare. Sentito? La sono stata io adesso, Sì, l'avevo sentito qualche prima. secondo prima. Ma era qua? Possiamo salire su? Ce lo puoi fare per favore un rumore se ti diamo fastidio? Noi siamo venuti qua in pace soltanto per documentare, non vogliamo assolutamente mancare di rispetto a nessuno, nessun tipo di energia. Sapete che non ci potete toccare nella maniera più assoluta perché abbiamo le nostre protezioni. Quindi assolutamente Maschile? Mi è sembrato, sì. si è rispenta per l'ennesima volta la termocamera. Quando stavo cercando di inquadrare qualcosa lì all'angolo, ma era solo una prova. Quindi quando, ok, prima mentre Jonathan stava cercando di fare la foto, adesso mentre stava cercando di inquadrare. E ragazzi, guardate, faccio vedere la batteria. 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 Cioè, è piena. Sì, l'ho caricato prima di carica. partire per... E certo, per nuovi liti. Sì. Vedete? È carica. Scusami. Prima di partire venerdì l'ho caricato. No. L'ho usato poco. 85%. Questo? Ma qua vuol dire 85? No, quello è un altro valore. Ah, scusami, vabbè, fai conto che stai a quasi 80. No, forse anche qualcosa in più. Forse anche 90. Vabbè, comunque È carica. Allora, se possiamo salire su, puoi fare illuminare il K2 per favore? Cos'è stato? Lì sono messa girata pure io di scatto. Oh. Proviamo a fare gioco di intensità di luce. Riesci a prendere luce dalla torcia e cambiarle l'intensità? RF. L'ho tolto, eh? L'avete tolto tutti? Sì, io non ce l'ho. RF. Puoi far illuminare di nuovo l'RF, per favore? Sei qui sulle scale? Se sì, per favore, ce lo fai capire? Illuminando questo strumento? Puoi anche farci un rumore o far sentire la tua presenza. Non abbiamo assolutamente timore di te perché siamo qui con il massimo del rispetto, sempre se vuoi farlo. Non è un ordine. Ti va, per favore? Io ti posso dire che a spot hai presente quando ti viene il senso di perdere di vertigini? Sì. Quello. Abbiamo lasciato adesso l'RF, il K2 e adesso metto anche le palline luminose. Allora mettiamo anche le palline luminose. Allora, noi la mettiamo qua. Ce l'hai nell'inquadratura? Sì. Seconda. Terza. Ok, allora adesso aspettiamo che si resettano.
Ok. Se c'è qualcuno qui con noi, puoi utilizzare questi strumenti che ti abbiamo lasciato sulle scale. Hai a disposizione una torcia. Se ti serve energia, puoi prendere l'energia da questi strumenti. La torcia, le palline luminose, se le tocchi e le sfiori si possono illuminare da sole, e poi anche due strumenti K2 non ti fanno assolutamente nulla, però se tu ci passi vicino, oltre a prendere energia per ricaricarti, si illuminano. Noi siamo qua in attesa, se vuoi farci capire che c'è la presenza di qualcosa. Se non hai l'energia, la forza di farlo, puoi prenderla da questi strumenti. Prima qualcuno forse si è avvicinato a lo strumentino sulla destra. Facciamo qualche domanda. C'è l'entità che abita in questa casa? Se sì, può farcelo capire tramite questi strumenti che avevo messi sulle scale? Io volevo chiedere se sei una donna di far brillare l'RF. O l'RF o il K2. Uno dei due. Sono quei strumenti con la luce verde. Non c'è proprio nessuno qua dentro? Noi siamo contenti, Illumina per favore una di queste palline. C'è l'entità di una bambina qui dentro? Se sì, illumina uno di questi strumenti, per favore. O fai un rumore. Vuoi che ci dividiamo? Se sì, illumina uno di questi strumenti. Preferisci che rimaniamo uniti? L'entità di prima, che secondo me, cioè io l'ho proprio percepita, non so voi, ma avete detto la stessa cosa, ha provato a prendere energia da noi. Non appena abbiamo noi messo abbiamo una barriera davanti, Sì. è scomparso completamente. No, ma poi siamo Quindi- stati tutti irremovibili, tutti. Ma proprio no, proprio No, assolutamente. Assolutamente. E tanto l'unica chiave è la paura, se c'hai paura gliele dai via, gliele fai comunque, quindi... Esatto. La mano è K2. Ah, scusi tu. Non c'ha la scritta luce ombre urbex, c'ha ragione. Non ti giuro, glielo faccio e se le valli. Ti giuro che glielo faccio. No, glielo faccio. Gli faccio il coso con le K2 e stelle dei valli. E quando viene in indagine si userà solo il K2 delle stelle dei valli. Sì, raga, ma sta roba non c'era prima. Aziz. Ma qua, scusate, qui io voglio capire una cosa. Ma qui Non che è vengono? mia. I picconi? Cioè, Ma c'erano i muri che Ma ammazzo. stai scherzando? Ma non c'era sta roba così, raga. Qua vengono quei picconi, perché non si spiega una roba del genere. Avranno spaccato tutto, vandali in generale. Ma questi vengono quei picconi. Comunque sta roba non c'era, neanche sta scritta. Questo gliel'hanno tutto completamente spaccato. Qua c'era il muro. Ma c'è poi non lo so. Vengono qua a sfogarsi. Probabilmente è per questo che è scarica la casa. mi fa più manco lei. Questo non c'era. Ho paura delle donne e fai proprio bene. Fai Se benissimo. ti trovi la Carla... Guarda Vale. Se ti trovi luci ombre Uber, se stai le valli stai messo proprio male, perché sei già morto praticamente. Stanchezzi. Ah,
Vediamo quella stanza bellissima. Quella bruciata. Bellissima. Quella nera. Quella nera, è stata di là, appena entrato. Sì, ci sono andato poco fa. C'è ancora rimasto. Sì, c'è- So qua c'è sta scritta così, ma niente di che. Vediamo un po' sta scritta qua. Ma a livello esoterico avere una stanza tutta nera Assorbe semplicemente le energie, quindi non è una cosa prettamente brutta, anzi Ok. il colore nero è il colore di tutti i colori che assorbe tutti i colori. quindi uno che si veste tutto di nero. No, il problema non è tanto il colore, lì è l'intenzione, l'energia della persona. Ok. E la stanza, per esempio, una stanza verde aiuta a determinate frequenze a collegarti e, diciamo, come diceva anche Gustavo Rolle, il verde è una delle chiavi per connettersi ai piani più sottili. 475, 47. Vabbè, queste sono tutte cose scritte così. E c'era il metodo di Tesla che era No. al 375 era 369, ma non è. 369. Ma quella è una puntata, in realtà Tesla ha fatto altro. Sì. Queste Non avevo sono, l'intelligenza. queste sono tag così, tanto per come si usava negli anni 90. Sì, esatto, di sicuro non avevo l'intelligenza per capire, facciamo sto numero che ricorda l'universo. Di certo. Sti cazzi. Jonathan continua a dirvi che veramente non c'è niente qua dentro, ragazzi. Non è come dicono poltergeist, rumori, no, assolutamente, ragazzi. Proprio bloccato. Si è bloccato. Si è bloccato Senti, proprio. sì, ecco, vedi adesso si è ribloccato, ragazzi. Sì. Quando l'ho puntato lì dove stava l'ascensore, che caso strano, è sulla verticale dove era sotto. Del pertugio sotto. Si vede che gli piace quello, è attratto più da quello? Io che faccio? Posso un po' indietro. Cerco di spegnere un attimo, magari avviando. Non si spegne nemmeno. Io Perché Lo so. toglie la batteria. lo sto tenendo, ma Guarda se trova- eccolo qui. Non si spegne. Niente. Vabbè, toglierò la batteria. È là. È sotto, no? Sì, sì. Esatto, vedi. Aspetta che c'ho questa. Ah, claro. Si è spento, si è spento. Vabbè. Spento finché non pare la schermata piana. Sì, sì. Ok. Vabbè, stasera Misteri. è così. Ah, ma si può salire qua? Siamo sempre venuti in fascia. Messo, in pace. Attenzione ai gradini. In una maniera assoluta. Che bello però qua. Cioè, guardate ragazzi, la cosa bella di questa casa è questo. Vedersi tutto il panorama di Roma. Ragazzine deficienti che fanno la lavora Ouija. Ah, ok. Non la toccate, No. non la toccate, raga. Cioè, raga. Allora, ho trovato, ecco, vedete poi perché succede poi il discorso. Intanto questo non si riprende. Basta un po' una È andata luce. proprio a Basta un fanculo. attimo una luce, no, scusa. Anche questo sì, no, sì, no. Allora, questo- Pure quello. aspetta, col sì, pendolo. sì. Allora, qua sono venuti palesemente. Anche col ecco qua. pendolo si può fare. Ma palesemente ragazzini a fare questo. No, vabbè, sono ragazzini perché cioè, si vede proprio da Ha preso energia. la cosa basica. Però il discorso è Ecco, mo si è questo. spento. I ragazzini te creano poi Niente. sto schifo che c'è sta qua dentro, queste energie basse, perché questi non so. sanno. Non lo sanno fare. Non ho Adesso avuto- sta riaccendendo. Sì, ma ragazzi. questa volta da solo perché non ho fatto in tempo a toccare il Ah, ok. pulsante. È come se si fosse riavviata. da solo, esattamente. Cioè, addirittura hanno scritto sotto goodbye, l'hanno scritto sotto goodbye, l'hanno scritto sotto goodbye, l'hanno scritto sotto goodbye, muori. Ecco. Goodbye, muori. Cioè hanno scritto yes, use con cauzione, usa con cauzione, yes, no, goodbye e sotto muori. Con cauzione? Con
precauzione. Con precauzione magari. Cioè, ma raga, te la rendi conto? Vabbè. E poi, ecco qua. Questo che ho ripreso io c'è un sì, no, sì, no. Piano di candele. Sì, esatto. Ah, eccolo qua, sì. Sono pieni di candele, cose bruciate. Quindi Questo che candele. cosa, come si chiamava? Charlie Charlie, Charlie, vero, questo vero. è. Esatto. Questo è Charlie Con la Charlie. penna praticamente. È pure recente, eh? Questa è Vabbè, roba ma- di qualche giorno fa. Questo è Charlie Charlie, ragazzi, è un metodo che si fa, le candele, guardate. Con la matita. Sì, bravo. Charlie Charlie. Le altre candele. Perché E poi tutti quelli che abitano nella zona, c'è la villa, andiamo là a Esatto. fare che c'è la leggenda, bla bla bla. E Sì, vengono sì, tutti troviamo, qua. troviamo il fantasma. Sì, sì. Tutta gente di 10 anni che... Lo posso fare pure io, guarda. E Ho vengono sentito a qualcosa. C'è pure dentro qua che fa così. Tipo un lamento? Aspetta, Sì. aspetta. Hai sentito anche te? Sì. Adesso sì. Era giù, vedi. No, vabbè. Cioè, allora, sai, ma che è de Temu? No, ho pagato 250 euro. 250 euro. E com'è possibile? Mica è strana sta roba. Cioè, un'altra volta ha provato a scattare una foto giù, niente. Perché avevo visto quello che sembrava una sagoma, ma ovviamente la termocamera era da capire, volevo vederlo. Ma lì? Ho provato a fare una foto lì dopo il foglio e niente, si è spento. E adesso non lo vedo più. Secondo voi questo è il giochetto? Sono qui, non ci sono più. Sono qui, Appunto, non ci sono appunto, più. sì. Spinzi box no dietro, vero? Certo che sì. Vogliamo Mettiamola provare? giù. Sì. Mettiamola giù a Spirit Box. Qua no. Io non Perché? sento nulla. Ma io. qui è No. proprio zero. Proviamola giù. Allora ragazzi, dunque. Anche perché la Spirit Box fa rumore, non senti più niente, se arriva qualcuno lo vediamo. Esatto. Boh, attacco? Vai, attacca. Sì. C'è qualcuno qui in questo luogo? Che abbiamo messo questo strumento che puoi usare per parlare. Cosa c'è? Andate. Dove andate? Imbarazzante. Ragazzi. Potete dirci il vostro nome? Quanti siete qua dentro? Sara, io ho sentito Sara, ricordiamoci questo pezzo, Ok. che non è inerente alla mia domanda. Qualcuno che abita qui, in questa casa, si chiama Sara? Sì. Sara, sei un'entità evocata in questo luogo? Qualcuno ha evocato di recente qualcuno con delle tavole Ouija? Sì. Sono venuti di recente a evocare qualcosa con le tavole Ouija? Ho capito porcheria. Tu sei all'esterno o all'interno della casa? Dentro. Non vuoi o non puoi uscire?
sta cambiando proprio frequenza, È andata proprio sfarfallato. Quanto sta viaggiando? Ora non sei Sara, giusto? Sta cambiando frequenza, raga. Chi sei? Comincia a chiudere lo zainetto. No, che è? Perché spingi? Perché spingi? Pensavo che dovessimo andare via. No, dico comincia a pegare anche lo zainetto. No, inizia a frequenza quella là. Perché se sta un po' caricata, capito? Comincia a chiuderlo. Che se ne andiamo, capito? Ah, ok. Non avevo capito. Se state educate con le tavole grigia, per favore. Non ho più risposto a nessuno. No, è una frequenza. È proprio un'altra frequenza, incasinata, un macello. Siete tanti? Oddio, ma che paura, Gio! Ripeto, siete tanti? Hai sentito? No. In quanti siete? Vedi, sposta un po' la luce però. Così, levate proprio luce. Brava, così, perché siamo sopra, bravo. Allora, se stiamo dando fastidio, noi ce ne andiamo subito. Volevamo solo sapere, qualcuno ha evocato qualcosa con le tavole Ouija qui dentro? Sì, ma non risponde come prima. No, No, perché non è più lei. è un'altra frequenza. Nasconde. Ora cambiamo. Come fai a cambiarlo? Tu ce l'hai sua M, no? Sì. Possiamo sapere il nome di chi è stato evocato qui dentro? Vuoi comunicare fuori dalla casa? Ok ragazzi, Poi andiamo. aspetta. Calmi. Ragazzi, allora, vedete che si è interrotto, è proprio cascato, Sì. ok? Pazzesco. C'è proprio cascato, Proprio un po'. Vabbè, si è infastidito perché Ok, ha detto così. noi ti ringraziamo. Grazie. Ma nel frattempo si è anche spento oltre che caduto. Esatto. Beh, ha preso l'energia di ha capito E che gli dà stop. fastidio. Dà fastidio. Ok, noi ti ringraziamo. È cascato ragazzi da solo. E quindi niente. Basta.
No. Quindi scusaci se ti abbiamo dato fastidio, ce l'hai fatto capire e va bene così, scusaci, non ti disturbiamo più. Assolutamente no, puoi restare in questa casa, anzi Devi restare? devi restare in questa Certo. casa, non ti diamo il permesso di seguirci. Perfetto, ringraziamo tutte le energie che hanno interloquito eventualmente con noi e ce ne andiamo. Rimanete qua. Restate qui. Allora ragazzi, avete visto cosa è capitato? Io sono rimasto senza parole perché lo strumento è sempre stato là, non era in bilico, non era niente oltretutto facendolo cadere si è anche spento, quindi sono senza parole ragazzi, io non so cosa dirvi. Da Pericolo 81 è tutto, e iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete, mettete hype se vi piacciono questo tipo di indagini fatte in questo modo e con risultati assolutamente reali, non c'è finzione, non c'è niente. Salutate tutti che sto facendo la conclusione. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Seguitele e iscrivetevi. Ciao. Dove è Stella di Valli? Sto qua. Ah, eccola là. Ecco, seguitele e iscrivetevi ai loro canali. E noi ci vediamo alla prossima indagine.